Hanno agito intorno alle 11 in due, volto scoperto e armi in pugno. Hanno immobilizzato la commessa minacciandola con una pistola e sono riusciti a fuggire con un borsone riempito di gioielli e orologi. Rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina, un colpo storico non tanto per il bottino ingente, pur se non ancora quantificato, ma perché a Cortina mai prima d'ora era stata messa a segno una rapina. I ladri non sarebbero di nazionalità italiana, sono fuggiti a bordo di un'auto risultata rubata nell'est Europa che era stata parcheggiata poco distante vicino alla pasticceria Lovat e che è stata ritrovata abbandonata in una zona defilata dove quasi certamente ce n'era un'altra ad attenderli, probabilmente con un complice. Nessuno pare essersi accorto di quanto stava accadendo nel prestigioso negozio. Solo quando i malviventi se la sono data a gambe, anche la commessa è riuscita ad uscire e a dare l'allarme. Ma ormai era già tardi perché, non essendo stato fatto scattare l'allarme dall'interno della gioielleria, il piano antirapina delle forze dell'ordine è stato attivato con qualche minuto di ritardo. Un tempo limitato ma purtroppo decisivo per i ladri che sono riusciti a dileguarsi. In Corso Italia sono arrivati gli agenti del commissariato e militari dell'Arma dei Carabinieri per i rilievi della polizia scientifica sull'auto usata per la fuga a cui era stata apposta una targa rubata in Italia. All'interno della macchina sono state trovate tracce di sangue che potrebbero essere ricondotte a uno dei malviventi rimasto ferito all'interno del negozio. In queste ore vengono passate al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza, fino ad ora senza esito alcuno. Non sarebbe peregrino pensare che per compiere un'azione così precisa e fulminea la banda abbia avuto il supporto di basisti e un punto di appoggio nella stessa Cortina o nelle zone limitrofe.